Donne che possono leggere il Vangelo durante la messa, celebrare battesimi, matrimoni e pure funerali sono le diaconesse, donne consacrate alla vita della Chiesa, figure già esistenti nella cosiddetta Chiesa primitiva, cioè a partire dal 50 d.C., già menzionate nelle lettere di San Paolo ai Romani e di cui, tra ufficialità e smentite, è tornato a parlarne il pontefice, causando non pochi sussulti dentro come fuori dal clero. La crisi vocazionale tra le chiavi di lettura a questa apertura di Papa Francesco, così da Treviso Don Velludo. Io sento che dobbiamo parlare più di crisi di fede, ecco, di quale posto noi abbiamo dato e vogliamo dare a Dio nella nostra vita. Circa 400 i preti appartenenti alla diocesi di Treviso, tra questi favorevole all'ingresso delle diaconesse proprio Don Velludo. Allora il Papa ieri ha detto che lui è a favore che si istituisca una commissione per considerare, ecco, questa possibilità. E io credo che fa bene ad istituirla questa commissione. Credo anche che sia una ricchezza per la Chiesa. Tra studi e formazione ci vogliono circa 8 anni per essere investito diacono, una trentina quelli presenti in provincia di Treviso. Rispetto ai preti non hanno l'obbligo del voto di celibato né a quello di castità dei frati. Ecco chi sono. Il diacono intanto è un ministro ordinato, fa parte del clero e anche se per esempio può essere, generalmente sono già sposati i diaconi permanenti, quasi tutti, e però fa parte anche del clero.